Il primo giorno della settimana, Maria Maddalena è tanicchia prim'ora, quando era ancora scura, e vedette che la prete era stata levata dalla tomba. Allora correnne, e è stato Simon Pietro a duchillato discepolo, che Gesù voleva più bene assai, e dicette, Hanno loato Signore rinda tomba e non sappiamo dove l'hanno messa. allora Pietro, e chi lato discepolo, a scettere dietro il sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma lato discepolo corretto più le pietre e arrivai per primo al sepolcro. E s'accovacciaia e vedette i panni per terra, però non trasetti in sepolcro. Arrivai intanto pure Simon Pietro che stevare da essa e trasetti in sepolcro. E vedette i panni in terra. A tovaglia che stava attorno a capi Gesù non stava per terra insieme ai panni, ma chiati in un angolo a parte. Allora trasetto pure il lato discepolo che era arrivato prima al sepolcro e vedette e credette. Difatti, fino allora non avevano capito la scrittura che diceva che aveva risuscitato i morti. Allora i discepoli se ne tornarono un'altra volta a casa loro. Maria invece stava chiagnando fuori, vicino al sepolcro, e petramente chiagneva, s'affacciava per vedere in sepolcro e vedette due angeli vestiti di bianco, assettati uno a capo e nato a Piero, a dove era stato il corpo di Gesù. E le spiaino, Femmina, perché stai chiagnendo? rispondette, Perché si hanno rubato Signore mia e non sa dove l'hanno messa. Potramente riceve queste cose, salutai e vedette Gesù all'erta, ma non sapeva che risse. Gesù le ricetta, femmina, perché chiagna? Che stai cercando? E Kill, pensando che era un giardiniere, le rispondette, Signore, se te l'hai portato tu, dimmelo dove l'hai messa e io mi vado a pigliare. Gesù allora la chiamaia, Maria, che le salutaia e le dicette in ebraico Rabboni, che significa maestro. Gesù le ricetta. Non mi tocca, perché non sono aiuta ancora addopata, ma va di frate mie e dille, i sagli addopate mie e pate vostre, addudì mio e udì vostre. Maria Maddalena gli dice ai discepoli che avevano visto il Signore e che essa le avritte sti cose. Guarda maestra, durante croce, noi ci sapevamo tutta la paura.
buia ma valita e sapita che ci vinta pura morta e trasetta entrata stella morta Gesù Cristo comparetta veramente non è morta cara amica policetta non ti dica che ha paura sagna c'è tua brunetta ma io sto sempre buia pura roba castunna ci imbarrasso distrugge. Quando eri creatura, parlava a creatura, pensava a creatura, ragionava a creatura. Ma quando sono diventata nonna, ho finito di pensare a creatura, perché mo vedemmo come dentro a uno specchio, tutto sfocato. Ma quando sarà tanto, ora faccia a faccia, ora conosco qualcosa, ma tanto conoscerà già tutto, come anche io sono stato conosciuto. Queste, allora, sono che tre cose che durano di più: la fede, la speranza e l'amore. Ma il più grosso di tutti e tre è l'amore. Si parlasse e lingua comune, si caffè di montagna spostasse, non s'arria nessuno e po' nulla, si parlate l'amore non avesse, si potesse ingarrare o futuro, o che la caccia potesse a gente, ma non avesse amore parlato, io sicuro non fosse più niente. Che l'amore o tenendo cuore non invidia, non si confianza dice, a cattiveria non lo consola, non fa male per gente né peggio, che all'amore spera, supporta e poi soffre e crede ogni cosa, a vendetti in do cuore non porta e perdona al lato ogni cosa. Su tre cose che sono importanti, sulla fede, la speranza e l'amore, ma meglio è tutto quanto è l'amore che nasce in tuo cuore, la speranza noi giorni fornisce e la fede gli arrasca un barì, solo amore è quella che cresce, che rimane assieme con Dio. Sentette una voce forte che veniva dal trono e che diceva: ai canna che sei Dio con l'uomo, esso starà con loro e sarà un loro Dio, e loro saranno popolo suo.
O Signore asciutterà tutte le lacrime dell'occhio loro e non ci sarà più a morte, né afflizione, né a lucco, né dolore, perché cose prima sono passate. Non va attristato, tenete fede a Dio e fede pure a me. Dentro la casa del padre mio ci stanno assai camere. Se non fosse così, io ve la avrei ritta. Io vi vado a preparare un posto e quando sarà giunto e verrà a preparare il posto, vengerà da voto e vi piglio conmigo, a così addosso anch'io state pure voi. E a dove io, voi sapete pure la via. Tommaso la ricetta,
Signore, noi non sappiamo a dove vai, come potremmo sapere la via? Gesù le ricetta, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene addopato se non per me sei me.